Questa è una novità di questi giorni, una novità che recepisce le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'EMA, dell'AIFA a vaccinarsi in un momento in cui assistiamo a un'importante recrudescenza pandemica. Quest'anno stiamo assistendo a una situazione particolare perché questo incremento di incidenza si verifica proprio in concomitanza col periodo delle vacanze, un fatto che per esempio l'anno scorso non si era assolutamente verificato, e quindi emerge anche l'esigenza di vacanze sicure, perché noi possiamo recarci in vacanza anche in aree in cui l'assistenza sanitaria non è sempre di un livello adeguato, come per esempio nella nostra regione, nella regione Veneto, e nell'andare in vacanza ci esponiamo a un sacco di persone che magari affollano luoghi chiusi. Pensiamo agli aeroporti, pensiamo agli stessi aerei in cui molte volte attualmente si vede purtroppo che viene abbandonato l'utilizzo della mascherina, che invece sarebbe fondamentale. Quindi vaccinarsi prima delle vacanze costituisce anche una certa garanzia di potersi recare serenamente nei luoghi di villeggiatura. Sicuramente sono in fase di studio delle nuove formulazioni, tanto per quanto concerne Moderna che Pfizer, che mirano a coprire anche, gli antigeni delle cosiddette nuove varianti Omicron. Però questi vaccini saranno disponibili fra qualche mese. Noi abbiamo dei dati che provengono soprattutto dall'esperienza israeliana, dove si è iniziato a vaccinare con la quarta dose già a inizio anno, che il vaccino protegge solo parzialmente da una nuova infezione, ma nel 75% dei casi previene lo sviluppo di una malattia grave, che è quello che noi vogliamo, non ammalarci in maniera severa.